Acque superficiali e sotterranee contaminate da sostanze chimiche della famiglia dei PFAS in alcune gallerie della Pedemontana Veneta. La Procura della Repubblica di Vicenza ha notificato la conclusione delle indagini preliminari ai 12 indagati delle società responsabili della realizzazione dell'opera. Alla base dell'inquinamento rilevato ci sarebbe l'errata procedura di realizzazione delle gettate di calcestruzzo attraverso l'impiego di un additivo chimico accelerante. Si tratterebbe dell'acido perfluorobutanoico che sarebbe stato impiegato in concentrazioni superiori ai limiti di legge. Sarebbe stato impiegato in modo errato nelle gallerie di Malo nel territorio di Castelgomberto e quella di Sant'Urbano a Montecchio Maggiore. L'omessa bonifica al termine dei lavori avrebbe permesso così la contaminazione delle acque, una tecnica costruttiva impiegata anche in altri ambiti infrastrutturali del Veneto monitorato dall'ARPAV. Per questo la Regione aveva avviato già nel 2021 una serie di ispezioni e verifiche imponendo prudenzialmente la sostituzione del prodotto incriminato. La complessa indagine condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria ha esaminato i lavori eseguiti tra il 2021 e il 2024. I responsabili tecnici e i direttori di cantiere indagati del consorzio SIS e di SPV SPA dovranno rispondere a vario titolo per i reati di inquinamento ambientale e omessa bonifica. Sono peraltro ancora in corso ulteriori approfondimenti per stabilire la filiera decisionale e quella delle responsabilità.